Il pennello a mare a Porto Empedocle per lo sversamento della Salamoia fluttua libero sulla superficie dello specchio d'acqua antistante il nuovo dissalatore voluto dal commissario straordinario dell'acqua, un pericolo da non sottovalutare, soprattutto se dovesse sganciarsi. Questa è la denuncia fatta dal Comitato Mare Nostrum di Porto Empedocle, che sottolinea lo stato di immobilismo delle autorità che ad oggi non intervengono e sembrano essere sprofondati in una forma di catalessi istituzionale che preoccupa moltissimo. Per tali ragioni il Comitato Empedoclino ha inviato in data 17 gennaio di quest'anno, così come annunciato, una richiesta ufficiale al Presidente del Consiglio e ai consiglieri comunali, chiedendo di indire una seduta del Consiglio aperta e urgente per discutere sulle emergenze conseguenti al decreto 42 del 17 dicembre di quest'anno. L'oggetto del documento, inviato per conoscenza al sindaco e a sua eccellenza il prefetto, recita: Porto Empedocle, dissalatore acqua marina sulla spiaggia di Marinella, segnalazione di presunto danno all'erario e di grave pregiudizio per l'economia turistica della città. Denuncia civica sul decreto commissariale 17 dicembre 2025, preludio di un dibattito acceso che speriamo coinvolga la cittadinanza. Chiederemo, continua il Comitato Mare Nostrum, al Consiglio Comunale di esprimersi sul danno ambientale che certamente causerà la Salamoia, di esprimersi sugli errori commessi nella realizzazione dell'impianto. Questo quanto affermato dal Presidente del Comitato Maurizio Saia, che afferma: auspichiamo la partecipazione delle istituzioni competenti, compresi gli organi di governo nazionali e regionali. L'obiettivo è lo smontaggio del dissalatore provvisorio che insiste nel mare di Andrea Camilleri e, come buona norma ambientale, vuole il ripristino naturale dei luoghi con il conseguente montaggio del dissalatore fisso nella zona industriale ex ASI, lì dove ci sono i vecchi dissalatori completi delle necessarie infrastrutture. Abbiamo una visione diversa e ne approfitteremo per lanciare una proposta: Porto Empedocle, città del mare, ma bisogna invertire la tendenza riparando ai danni urbanistici, ambientali e sociali procurati dalle scelte passate.